La vicenda che riguarda la Girgenti Acque continua a suscitare interventi più o meno critici. Oggi è la volta di Franco Zammuto di Intercopa, il quale si rivolge ai politici invitandoli a non speculare sull'acqua, magari con l'intento di assicurarsi la fiducia degli elettori. Assistere al dibattito politico che si sta sviluppando nella provincia di Agrigento a seguito dell'interdittiva antimafia emessa dal prefetto, scrive Zammuto, è quanto di più surreale, fuorviante e meschino possa capitare ai cittadini che di tutto hanno bisogno meno che di scontri e contrapposizioni, utili solo per chi cerca di conquistare facili consensi, non pensando ai gravi danni che possono derivare da prese di posizione fortemente errate e frutto solo di facili e disinformata demagogia. È surreale perché tutte le parti in causa, piuttosto che rifarsi alle leggi dello Stato e della Regione attualmente in vigore, trattano l'argomento come se queste non esistessero, rifacendosi alle soluzioni adottate dai 17 comuni ribelli in violazione delle leggi esistenti, oppure ipotizzando l'applicazione di norme e articoli già bocciati dalla Corte Costituzionale. Fare valere diritti come punire violazioni di obblighi o doveri, aggiunge Franco Zammuto, vale anche per la politica. Siamo tanto all'assurdo che qualche cittadino è arrivato a chiedere se si devono ancora pagare le bollette. Zammuto di Intercopa ribadisce che su un argomento tanto importante come quello dell'acqua il cittadino finisca sempre con l'essere considerato e trattato come un futuro elettore. Semplicemente, conclude il coordinatore di Intercopa, l'ATI deve solo decidere se a sostituire il gestore Girgenti Acque debba essere una società privata o pubblica. Per lo stesso Zammuto le chiacchiere stanno a zero. Intanto i famosi pennelli di San Leone hanno portato alla condanna di Girgenti Acque. Il Tribunale di Agrigento ha condannato la società a rifondere 500 euro ad una residente nella frazione balneare agrigentina. Questa sentenza è importante poiché fuga ogni dubbio in merito alla natura dei pennelli, statuendo che non sono un impianto di depurazione e che il sistema tramite pennelli a mare si rivela del tutto inadeguato al corretto funzionamento del servizio, lo afferma Roberta Zicari, avvocato della parte risarcita.